Buonasera a tutti ragazzi, ciao Jasmine. Come in questo video ragazzi parleremo di un ex informatico della CIA e della NASA. Lui dice di aver avuto accesso ai più grandi segreti di Stato e garantisce ragazzi, questa è grandissima come complotto, garantisce che non ci sia alcun complotto per nascondere l'esistenza di forme aliene, quindi degli extraterrestri. Quindi, brava, avvocato, stai ancora sveglia. Quindi, secondo lui, non esistono alieni conservati dalla NASA e sulla Luna afferma tranquillamente che ci siamo stati, anche se io, ragazzi, sinceramente, non lo credo per nessuna ragione al mondo. Quindi dicono un brutto colpo per tutti i cospirazionisti, ma stammi a sentire, tu lavori con la NASA e con la CIA, ci viene a dire a noi che non esistono gli alieni oppure che l'uomo è stato sulla Luna. Quindi uno che lavora per la NASA e la CIA racconta, dai, questo non è credibile proprio. Questo ex informatico si chiama Edward Snowden e rivelò al mondo migliaia di file intelligenti americani. Come ex impiegato della CIA e della NASA e della National Security Agency, lui aveva accesso ai più grandi segreti di Stato. Quindi lui ha detto che, secondo fonti sempre complottistiche, la famosa Area 51 fossero conservati in laboratorio i corpi di alieni entrati in contatto con la Terra e che lo sbarco sulla Luna nel 69 fosse stata in realtà una messa in scena. Quindi secondo lui non c'è nessun mistero. Per quello che posso dirvi, ha fatto pure un libro questo addirittura, gli alieni non sono mai entrati in contatto con noi. O almeno non hanno preso i contatti, sentitemi, con l'intelligence americana. Quindi, e semmai sono andati in Russia a fare l'intelligence russa. Quindi anche questa cosa che lui dice è proprio ridicola quasi, cioè con l'intelligence americana non hanno avuto i contatti, quindi puoi dire che ha avuto contatto con altri allora. E quindi dai, fratello, mettici un po' di buona volontà. Sei una persona, penso, laureata in tante cose, non è che stiamo parlando di un ragazzino. Qua si parla uno che davvero ha gli attributi e ci viene a raccontare queste favole. E dai. Ah, aggiunge ragazzi poi due rivelazioni. Il cambiamento climatico, sentite, questa è bella, questo lo vorrete fare una diretta con lui. Il cambiamento climatico è reale. Le scie chimiche no. Allora, o ti hanno pagato molto bene, sicuramente sì. Oppure, sinceramente, non stai tanto bene. Quindi credo più la prima opzione, quindi se mi permetti, eh. Quindi credo che sia la prima. Ti hanno pagato molto molto bene. Quindi da una persona come te capisco che sì, però avvocate, il problema è un altro. Lasciamo stare gli UFO, no? Però lui dice proprio tante cose. Ha detto le scie chimiche non esistono, quando poi sappiamo che esistono. L'area 51 non ci sta nulla di segreto. Ma dico io, no, se siccome non c'è nulla di segreto, perché non aprite le porte? No, è facile, no, ragazzi, se io non ho nulla da nascondere a casa mia, no? Io, chiunque viene, apro la porta ed entra. O no? Se tu non hai nulla da nascondere, l'area 51 non puoi entrare neanche in certa area, cioè prima di arrivare alla vera base area 51 devi fare minimo 3-4 km. Poi arrivi alla base, già 4 km prima ti bloccano. Quindi se non c'è nessun motivo, non c'è nessun alieno, non c'è nessuna cosa, che costa aprire e far entrare perlomeno, non dico le persone, diciamo, normali, ma perlomeno le persone che si occupano di queste cose. Quindi immagino ufologi amatoriali, persone che hanno a che fare con l'ufologia,
persone aerospaziali, ma persone comunque comuni. Invece voi entrano solo chi c'ha il pass, diciamo, sì, della CIA, della NASA e solo il presidente degli Stati Uniti. Quindi ditemi voi, no? Non mi potete dire questa frottola, questa è proprio una frottola. Secondo te, no? Tu potevi dire al mondo ci sono gli alieni e l'uomo non è stato sulla Luna. Era ridicolo se uno che lavora con la CIA e con la NASA avrebbe detto una cosa così, sarebbe proprio ridicolo. È come se uno parlerebbe male del suo datore di lavoro, uguale. Allora, io lavoro ad esempio con questi di Torino, con questi dell'agenzia di Torino, di Salume e Formaggio, e io li dico un sacco di cose brutte su di loro. Non mi permetterei mai, no? No, qua non si parla, qua di Marte non si parla, la verità. Qui si parla solo che... Ah, però sentite un po', attualmente l'ex, diciamo, informatico vive in esilio a Mosca, inserito in un programma, sentite, di sorveglianza gestita dal governo americano. Guarda caso, cioè lui vive in esilio, cioè l'hanno cacciato dagli Stati Uniti. In un programma di sorveglianza gestito dal governo. Come mai? Questa è la domanda che vorrei fare a questo signore. Per Svizzera, dimmi perché gli Stati Uniti, dopo il tuo lavoro che hai fatto, ti hanno esiliato negli Stati Uniti, in Russia, in effetti. Ah, ecco qui, ho trovato il mistero, eccolo qua ragazzi, perché questo è in inglese, quindi la traduzione è un po' diversa, perché come sapete non tutte le parole corrispondono a come noi vogliamo. Ecco, questo informatico della CIA e della NASA, ecco qua, Giuseppe, ho trovato che cosa vuole dire in effetti, perché l'inglese, come sapete, traducendolo in italiano, si sa un po' il contrario questo qui era quel famoso ragazzo che fu arrestato. Vi ricordate che entrò nei computer della NASA e della ESA e della CIA e disse che esistono gli alieni e che l'uomo non è stato mai sulla Luna. Questo qui che fu arrestato all'epoca, se vi ricordate, tanto tempo fa, ragazzi, era un hacker questo, entrò nei computer della NASA e della CIA e disse che aveva visto dei file che dicevano che esistono gli alieni e che l'uomo non è mai stato sulla Luna. Dopo tanto tempo, la NASA che ha fatto? Siccome era bravissimo, era un informatico eccezionale, aveva hackerato i computer della NASA e della CIA, l'hanno preso a lavorare con loro. Dopo il periodo di lavoro, poi l'hanno esiliato a Mosca. Ecco chi è questo signore qua. Quindi questo qui è stato un hacker che poi è stato arrestato dagli americani, che poi hanno preso a lavorare con loro e poi giustamente dopo aver svolto tutta la mansione e andato in pensione l'hanno esiliato a Mosca. Ecco chi è questo signore. E adesso ha ritrattato quello che ha detto prima. Quando fu all'epoca disse che lui era entrato nei computer della NASA e aveva trovato dei file che dicevano che esistevano gli alieni sulla Terra, i grigi e cose e che l'uomo non era mai andato sulla Luna. Poi l'hanno fatto ritrattare. Adesso che è andato in pensione, ha fatto un libro dove lui dice che non è vero quello che ha detto all'epoca, l'aveva detto per fare un po' di scalpore, per essere al centro dell'attenzione, quindi si è voluto, diciamo, discolpare in questa maniera qui. Quindi poi ha lavorato con la NASA e con la CIA perché lui era bravissimo con i computer e lo è ancora. Guarda caso, però dopo aver finito il lavoro, perché lì si va in pensione molto giovani,
a 50 anni già sta in pensione, l'hanno mandato in esilio a Mosca, cioè in effetti ha terminato il lavoro e l'hanno fatto andare via dagli Stati Uniti, quindi vive a Mosca, però sotto sorveglianza gestita dal governo americano, quindi viene pagato bene bene questo signore, quindi e sta inserito in un programma di sorveglianza, cioè lo tengono sott'occhio in poche parole, quindi adesso abbiamo capito il concetto, quindi adesso è più chiara la situazione. In effetti non avevo capito che era quello che aveva hackerato i sistemi della NASA. Quindi io pensavo che lavorava direttamente con loro, no? Ha lavorato dopo aver violato i computer della NASA, è stato arrestato e poi la NASA, siccome lui era bravissimo con i computer, riusciva ad hackerare tutto, se l'ha preso a lavorare con lei. Quindi poi una volta terminato il lavoro, perché lì si va giovani in pensione, come diciamo, come sì, Loredana, sì, tanti commenti, in tanti, diciamo, video che avevo fatto pure in passato che ho cancellato da YouTube. Ciao Astro, buonasera. Tanti video che ho cancellato, io avevo fatto un video dove dicevo che in effetti l'uomo non era mai andato sulla Luna, le fasce di Van Allen, ci sono troppe cose che non... Sì, sì, Astro. E ci stavano tanti pro e tanti contro. Questo hacker che è stato arrestato dalla NASA aveva trovato i file della NASA e della CIA, dove diceva che nell'area 51 ci sono gli alieni, li tengono chiusi là dentro, addirittura qualcuno sta... Sì, sì, figurati, Astro, ma figurati. Eh, ci stavano questi corpi di alieni nei vetri, tipo come devo spiegarti, ragazzi. Ah, mi fa piacere, Astro. Tipo, come ti devo dire, avete presente quando metto sotto spirito e fanno la conservazione? Avevano questi corpi di extraterrestri in tipo vetro, quindi sotto spirito, quindi conservati bene e che esistevano le forme aliene di vari generi. Poi stava un altro file che diceva che l'uomo non era mai stato sulla Luna nel quel periodo lì, ci è andato dopo. Quindi la prima volta quando noi abbiamo visto il famoso sbarco del 69, se non vado errato, in effetti non era vero, era tutta una messa in scena fatta e girata. Poi dopo è andato sulla Luna, in un secondo momento. Quindi questo è quello che lui aveva trovato. Lo arrestarono. Poi hanno capito che comunque era un cervellone e l'hanno preso a lavorare, diciamo, con loro. Quindi, in effetti, poi è andato in pensione e diciamo che a finale è stato scelto proprio dalla NASA per questa sua bravura, diciamo. Lui riusciva a entrare ovunque. Poi adesso è andato in pensione. E fa bene, così ci mandi due alieni, Astro. E diciamo loro hanno fatto questa. Poi è andati in pensione a 50 anni perché lì si va brevemente, diciamo, la carriera è breve, in effetti a una certa età già vai via. Adesso sta a Mosca, dico io, no? Perché l'avete esiliato a Mosca a questo? E fa bene, Astro, divertiti, così perlomeno te ne vedi bene della vita. Quindi diciamo ragazzi che questo diciamo, informatico di CIA, della CIA e della NASA, lui dice che ha avuto accesso ai più grandi segreti di Stato e garantisce che non c'è alcun complotto per nascondere l'esistenza degli extraterrestri. Quando poi prima, quando diciamo, ha hackerato il sistema informatico della NASA, aveva detto ai 420 a tutto il mondo che la NASA e la CIA avevano dei file che dicevano esistono gli alieni, sono conservati nell'area 51 e l'uomo non è andato mai sulla Luna. Poi in effetti lui che cosa dice? Dice che
le scie chimiche non esistono, però i cambiamenti climatici sì. Dai ragazzi, è proprio palese, dai, questo è proprio pazzesco. Quindi prima dici che è vero, poi dopo 30 anni mi viene a dire che non è vero. Dai, decidi pure tu qual è la verità. Mi fa piacere, Asta, se riesci ad andare lì è sempre un piacere avere a che fare con uno che lavora con l'Area 51, però poi ci deve dire se esistono gli alieni o no, quindi rimaniamo così, che se vai perlomeno un piccolo indizio ce lo dai. Guarda, io dico una cosa, no? Certe volte io pure ragiono così, no? Ma cosa costerebbe dire esistono gli alieni, no? Facciamo ipotesi, domani mattina la NASA conferma l'esistenza che, diciamo, esistono forme, diciamo, come noi, aliene. Io dico io, no? Cosa vi costa a voi? Tanto, se lo sappiamo o non lo sappiamo, che ci cambia a noi? Che cambierebbe, voglio dire io? Anzi, forse ci sarebbe un modo in più per dire, eh sì, hai fatto tanti esami, quindi è pure giusto che ti merito quelli che ti meriti nei effetti, quindi sono sacrifici che si fanno, quindi se riesci a lavorare lì è tanto di guadagnato, Astro, quindi è buona fortuna. Pure mia cugina, ad esempio, si sta lavorando, ha 32 anni, sta diventando giudice penale, e sono tanti anni che lui fa esami, esami, esami. Lo so, in Italia purtroppo quello è il problema, andare lì non è una vita, diciamo, per l'amor di Dio, sempre America è, però l'Italia, i ragazzi, l'Italia è sempre l'Italia, come ho sempre detto, ma indipendentemente, senza soldi, con i soldi, disperato, quindi, e allora che vuoi? Allora, come si dice, figlio del giudice diventerà giudice, figlio dell'avvocato diventerà avvocato, e quindi se tua mamma sta lì, purtroppo, diciamo, la tua via è quella, purtroppo. Però purtroppo io dico, a me non mi è capitato però, mio padre lavora nella nettezza urbana e io non lavoro per la nettezza urbana. Sì, avvocato è il figlio di mio zio, il fratello di papà, sta finendo gli studi. Ma quella è la cosa ridicola, guarda, ha detto io, quello abbiamo detto con papà, no? Abbiamo detto guarda qui una cosa, come è ridicolo il mondo, ho detto, una famiglia così complicata, ho detto, e abbiamo poi un cugino giudice, ho detto non ci arrestare perlomeno a noi, ho detto, quindi abbi un po' di clemenza, quindi è un po' ridicolo il fatto, se ci penso. Ah, io gliel'ho detto, quello... Sì, siamo tutte pecore nere noi. Ha detto, mi raccomando, insieme restano a me subito a casa, domiciliari, ho detto, eh. Oh, è ridicolo. Poi intanto sì, però pure ti faccio di papà e di mio zio, l'altro. Papà aveva una testa calda e lo zio faceva... Ah, il cugino, il papà, diciamo, mio padre aveva la testa calda e lo zio, quello di Milano, faceva il poliziotto, quindi diciamo come diavolo l'acqua santa, quindi il contrario. Fortunatamente mio zio entrò prima in polizia, prima che papà faceva la testa calda, quindi se in effetti quando vai a fare il concorso di poliziotto, se hai nella tua genealogia, generazione persone un po' particolari, non ti prendono. Fortunatamente lo zio entrò prima che succedeva questo, quindi perciò sì, è stato 30 anni a Milano, poi adesso sta qui a Campagna, vicino, diciamo, nel Cilento pure lui. Diciamo, non è proprio vicino vicino, però ci vuole una buona oretta secondo me per arrivare a Campagna, quindi più o meno un po' più lontano di Agropoli mi pare, non mi ricordo bene. Quindi diciamo adesso mio cugino, il figlio del fratello dell'altro fratello di papà, sta diventando giudice.
Adesso ha finito tutti gli esami e adesso finirà, deve fare dei master, come si dicono, queste cose qua, e poi ha terminato. Quindi, però passa tutte le giornate davvero sui libri, cosa pazzesca. Ho detto io certe volte lo prendo in giro, ho detto questo diventa pazzo, ho detto zio. E intanto si è messo lì e ragazzi sta studiando che so anni e anni, eh. Ma quindi sempre a fare esami, 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 esami. Proprio una cosa pazzesca. Ho detto questo finisce tu quando muore, ho detto io scherzando con zio Enzo. Quindi, però, ho detto guarda una cosa, fortunatamente se abbiamo un giudice, ho detto non ci arrestano, ho detto guarda, siamo fortunati, ho detto. E infatti lui è proprio l'ha sempre detto in effetti che voleva diventarlo e in effetti è diventato. Dimmi Astro. In effetti no, ragazzi, ho sbagliato. Campagna è molto più vicino. In effetti è dopo Eboli a Quadrivio e sono 40 minuti. Io pensavo che era più lontano, penso un po'. Sì, ma io l'ho detto, guarda, questo qua l'ex informatico ha voluto dire prima ha violato, diciamo, i computer della NASA. Gli ha detto esistono gli alieni e non siamo mai andati sulla Luna. Dopo un poco, che cosa ha fatto? Ha lavorato con loro, perché siccome era uno bravo, 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 adesso l'hanno mandato a Mosca in esilio, però sotto sorveglianza perché è andato in pensione. Adesso ha fatto un libro dove lui dichiara al mondo intero che non è mai stato vero quello che ha detto all'epoca quando ha violato i computer della NASA e della CIA e che era tutta una sua invenzione per stare al centro dell'attenzione e che l'uomo ha. Quindi è una cosa pazzesca, ma io l'ho detto sempre, quindi questi davvero non stanno bene bene. Poi sentite una notizia così, detta da uno che ha lavorato con la NASA, quando poi l'ha, diciamo, come si dice, sbugiardata al tempo, mi pare un po' ridicolo. Era uscito su tutti i giornali questi che aveva violato i sistemi di sicurezza dei file della NASA e della ESA, se vi ricordate all'epoca. Quindi ha lavorato per la NASA e per la CIA una quindicina di anni in effetti, perché lui già era grande quando ha fatto questo, lui aveva 36-37 anni all'epoca, quindi ha fatto giusto quei 15 anni perché là si va in pensione presto, poi ma scusami una cosa, dico, perché l'hanno mandato a Mosca in esilio poi? Controllato però dalla sorveglianza americana, dall'intelligence americana, cioè che scopo, no? Questa è data in pensione, mo, no? Forse ha paura che questo rientri un'altra volta nei computer, anche perché questo con un computer qualsiasi è capace di fare tutto. Quindi lui all'epoca fu arrestato e fu dato il divieto di usare qualsiasi cellulare o computer. Quindi gli venne proprio imposto che lui era pericoloso. Poi se lo sono presi con loro, quindi proprio davvero un casino, ragazzi, dai. Però purtroppo non ci puoi fare niente e la vita è così. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata. Ci sentiamo domani. Ciao Astro, ciao Avvocatella, ciao a tutti, ragazzi. Sì, 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 secondo me sono tra di noi, Astro. Io sono convintissimo proprio fortemente che sono come noi e stanno in mezzo a noi, quindi sicuro tengono poteri forti, quindi penso che gli alieni stiano al potere, in effetti, cioè nei posti più privilegiati, diciamo, dell'economia, della forza militare, io credo che stiano in questi rami. Quindi in effetti io mi immagino, anzi secondo me sono convintissimo, che le forme aliene che sono come noi stanno non al potere completo, però nelle parti sicuramente alti, quindi tipo nella CIA, tipo nella NASA, tipo che ne so, nelle forze americane, quindi diciamo in varie parti, diciamo dove ci sta l'elite mondiale, dove ci stanno i soldi, dove ci sta il potere, quindi credo che stanno lì.
solo che sono come noi e non riusciamo a capire chi sia il vero e chi sia il falso. Quindi, come i famosi rettiliani che abbiamo sempre detto che esistono, però prove concrete ci sono e non ci sono, quindi non abbiamo una certezza al 100%, ce l'abbiamo al 50-60%, però non possiamo dare una certezza del 100%. Quindi, come vi ricordate, avevo messo quel video della regina che cambia l'occhio e diventa tipo serpente. Abbiamo messo altri video che si vedono oggetti volanti non identificati, tutta roba amatoriale, non roba, diciamo, fatta a computer e via dicendo. Quindi filmati. È vero, su internet ci sono tanti filmati falsi, non si mette in dubbio, ragazzi. Però qua io parlo a livello di avvistamenti amatoriali, cioè fatti col cellulare, ripresi amatorialmente, che non ci sono prove di effrazione, quindi amatoriale. Poi invece tutti gli altri sono tutti dei falsi, in effetti lo fanno per avere visualizzazioni, mettono per fare queste cose qui. Quindi diciamo che su internet il 70% è falso, il 30% è vero. Purtroppo non abbiamo la prova al 100% che ci siano, quindi però un'informazione qui, un'informazione lì, una verità qua, una verità là, non ci danno la certezza certamente al 100%, però ci fanno riflettere che qualcosa ci sta. Non possiamo dire è vero, perché non possiamo, ragazzi. Però pure io, Astro, oppure Marco, Kenway, se vi ricordate, abbiamo visto più volte cose strane in cielo e l'ho fatto col cellulare, ragazzi, questo qua che sto usando adesso. Non l'ho fatto neanche col binocolo, telescopio oppure con un computer, no. L'ho fatto semplicemente vedendo la luna. Una sera vai a vedere la luna e poi scopri qualche cosa che ti vola vicino e non sai che cos'è. Vi ricordate quando ho inquadrato la luna e da sotto è partito quell'UFO? L'abbiamo fatto proprio, abbiamo fatto anche al rallentatore, l'ho fatto vedere più volte. In effetti sulla luna, vi ricordate, è salito da sopra, da sotto a sopra con una velocità che l'abbiamo dovuto un po' rallentare, fermare, rallentare, perché se andava fluido, come vi dissi, io quando ho visto che faccio sempre la luna perché mi piace guardarla, però quando stavo in diretta ho detto ragazzi, ma io ho visto una cosa, ma voi no? E qualcuno ha detto sì, sì, pure io, ho detto vabbè, dopo controllo con gamma e ho continuato la mia diretta così. Dopo sono andato a ricontrollare ed era una cosa che volava, non era un elicottero, non era un aereo. Poi come ha fatto la sua curvatura, no? In effetti si è visto perché siccome la luna era grande, era bianca, si è visto proprio questa cosa che volava. È come una cosa strana, poi con una curvatura che in fisica non esiste. Cioè ha fatto una virata che un elicottero normale, ragazzi, non mi può fare. Cioè, come camminano certi video amatoriali, vedi delle curvature che pure diciamo, i fisici hanno detto che quelle curvature, statisticamente, con quello che abbiamo oggi a disposizione, non è assolutamente possibile fare una virata di quel tipo una virata di 270-360 gradi, è impossibile. Quindi ci sono tante prove, però ragazzi non è che danno la certezza, quindi ci sono misteri che non possiamo capire che cosa sono, però ci fanno sperare al 50% che qualche cosa ci sta. Non abbiamo una certezza del 100, questo è poco ma sicuro, però metà e metà il dubbio ci sta, quindi rimane sempre, come dico io, un mistero, un enigma, ma prima o poi lo sappiamo tutti sicuramente che esistono, che non siamo mai andati sulla Luna, tante cose che non possiamo provare, però tutti quanti lo credono. Però giustamente, come si dice, se non hai le prove non puoi dire vero. Quindi supponiamo, questo è. Quindi però dicono complottisti perché noi pensiamo sempre a male, no? Complottisti perché vediamo cose che non riusciamo a dare una spiegazione e che neanche loro te la danno. Quindi non è che uno complotta, no, e uno dice perché quella cosa ha fatto questa cosa qui. In fisica quella cosa non si può fare.
Grazie Loredana. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata. Ciao Astro, ciao Avvocatelle, ciao Luana, ciao a tutti. Sì, sì, quando noi lo pensiamo loro dicono sei complottista. No, non si tratta di essere complottista. E se non mi puoi dare una spiegazione e una spiegazione logica io non ce l'ho, diciamo, non è complottismo, no, è voler sapere la verità, cosa che non fanno molto facilmente, quindi questo dopo essere stato arrestato, aver divulgato al mondo intero che gli extraterrestri esistono e quello così e quello così, dopo aver lavorato con loro, fa il libro, ho inventato tutto. Dai, ragazzi, questa è proprio grossa. Vabbè ragazzi, tanto non cambierà una virgola a finale, come sempre. La verità è dura da digerire a tutti, quindi non si saprà mai, sarà sempre un mistero, ma credo che prima o poi vedremo, forse un giorno arriverà il giorno che lo vedremo con gli occhi nostri e quindi non potranno più dare loro le informazioni perché semmai le avremo scoperte da soli. Quindi io spero che diciamo più in là l'uomo se ne accorga da solo. Ciao Danny, grazie Danny, buona serata. Quindi credo che questo giorno non sia molto lontano, forse non sarà la nostra generazione, ma forse la generazione futura sarà così. Scoprirà che gli alieni stavano sempre in mezzo a noi, da sempre, secondo me dall'inizio dei tempi, solo che sono come noi e non riusciamo a distinguerli. Ma credo che stanno al potere sicuramente, non è che sono persone tipo la vicina di casa, no. Danny, nulla. A finale siamo stati lì, come ho detto nel video di stamattina. Non sono riuscito a trovarla, non è voluta scendere dove, al ristorante dove stavo. Abbiamo girato un po' di qua di là, ma non abbiamo trovato nessuno. Poi mi ha mandato dei messaggi dove diceva che io non dovevo andare con l'esercito, che poi non era esercito, erano amici e mio padre e i miei fratelli, quindi quale esercito? Che dovevo andare da solo, ma io mica vado solo, dai. È sempre la solita signora che su... No, ma è sempre la stessa, Danny, non è un'altra, no, è sempre quella lì che da un anno e mezzo ogni tanto compare su internet e diciamo se la prende con tutti, diciamo così senza dire altre parole. Purtroppo sono andato lì ieri, ma non c'è stato verso... Sì, sono andato lì, Fabri, ma ho domandato alle persone più anziane in giro, ma non sono riuscito a fare nulla. Però alla fine, ragazzi, ho fatto una mangiata spettacolare. Ieri siamo stati a Scalinatella e te l'ho detto, Fabrizio, alla fine vuole due gemelli e si vuole sposare. Quindi diciamo che abbiamo fatto una grande mangiata a base di pesce, ragazzi, polpo con patate, ma davvero abbiamo mangiato bene bene bene. Quindi se andate ad Agropoli andate a Scalinatella, fanno anche la pizza, lì c'è mio cugino, se lo andate lì a trovare si chiama Fabio. Naturalmente il cognome è come il mio, quindi Fabio Melchiorre. Quindi ottimo pranzo ragazzi, abbiamo mangiato da Dio, davvero io faccio le recensioni, ultimamente avevo detto che io facevo le recensioni su Google Maps, in effetti ho messo 5 stelle a questo locale perché davvero ragazzi si mangia bene bene, il prezzo è medio, anche se ho avuto un trattamento speciale perché ci fa il pizzaiolo mio cugino. Allora Fabrizio, a me non è che a me non mi dice nulla, questo è il problema. Può darsi che a te possa piacere, ma a me non mi dice nulla. Cioè, e io guarda, non giudico mai le persone. È capace che a me piace una che a te non piace, capisci che dico? È sempre una questione di gusti, quindi è capace che uno che secondo te è brutta, ma secondo la data di nascita sua ci avrà 51 anni.
la data di nascita non l'ho vista, diciamo, in questura, quindi a 41 anni. Sì, sì, ho fatto una bella mangiata, guarda, abbiamo fatto spaghetti con i frutti di mare, polpo all'insalata, polpo con patate, il cuoppo, bello con limone sopra. No, c'è, come diciamo noi, c'è malcriata. Quindi abbiamo avuto un trattamento perché mio cugino lì fa il pizzaiolo, quindi ci ha trattato. Per i prezzi ho visto il menù, diciamo sono diciamo abbastanza medio, non alto, non poco, medio, eh. Ma è una bella, guarda, io sinceramente non ho il numero di nessuno, io ho solo un numero qui e l'ho sempre detto, quello di Avvocatella, quindi io non ho nessun numero. Quindi io ho solo il numero di Avvocatella, c'ho il numero di Marco Kenway, c'ho il numero di, diciamo, di questi ragazzi qua, ma come ragazza, diciamo, signora, solo, diciamo, Avvocatella c'ho. E l'ho dato pure ad altri il mio numero di cellulare, però il problema è che, come dico io, mi tempestavano di WhatsApp proprio, e allora l'ho bloccato perché è vero che io qualche volta scrivo. Sì, ha voglia, te lo dico in diretta. Ma eccolo qui, allora andiamo, c'è telefonate, filtro molestie perché l'ho messa lì, quindi io non vedo le sue, le vado a vedere sì. 30 messaggi ragazzi, dai, sono stato fortunato. Allora, 30 messaggi. Allora, la prima ragazzi non posso dirla in diretta perché mi censurano nel video, quindi non posso, però diciamo che dalle sue parole fai vedere a chi secondo me ce l'ha con come si chiama Annabella. Sì, più o meno diciamo Jack, vi ricordate il famoso film Jack lo squartatore, più o meno così dice, tanto per non essere censurato. Grazie Fabri. Poi ce l'ha con Avvocatella, poi ce l'ha con Elena. Grazia, chi è Grazia? Ah, Vastano, sì, Grazia Vastano, sì. Sì, avvocato ti ha detto una bella cosa proprio. Ah, ha detto che io mi manderà in prigione, a me ce la metterà tutta per in castrarmi. Io mi vado a riposare, signora. Ho lavorato una vita tanto... Oh, sì, sì. Sì, sì, ha detto che mi mandi in carcere a me, finirà in prigione, ce la metterò tutta. Guarda che noi la prigione non ci spaventa, noi ci riposiamo, lo sai? Quindi fai attenzione che non vai tu. Non scriverò mai di cosa sto parlando. Sono accuse talmente gravi che vanno discusse in opportune sedi. Eh sì, al tribunale, sì. Fabrizio, ti giuro, no, non la conosco. Questa è la cosa più bella. Allora, il problema, Fabrizio, io la conoscevo, no? C'era una ragione, perlomeno mi faceva una ragione. Il problema è proprio questo, Fabrizio, che io non la so. Capisci che voglio dire? È come se io ti faccio un esempio adesso, no? Jasmine, ho fatto l'esempio di Jasmine perché è un nome femminile. È come se io adesso incomincio ad avere il numero di Jasmine e incomincio a dire Jasmine mi devi dare due gemelli e mi devi sposare, se no ti faccio questo e questo. Allora, io non so Jasmine quanti anni ha, non so Jasmine se è bella o brutta, non so Jasmine chi è. Quindi, ma non mi sognerei proprio di fare una cosa così perché che ne so chi è Jasmine? Faccio un'ipotesi, no? Quindi non posso fare una cosa così, sarebbe illogico proprio. E così è successo a me. Cioè a me non mi conosce, non mi sa, mi ha visto su YouTube. Non avevo neanche la foto messa su YouTube. Sì, Loredana, il problema è che non aveva la foto, io non ho foto su Facebook, l'ho messa dopo.
quando lei ha incominciato a tempestare di chiamate e tutto, io le foto non le avevo. Quindi non possono dire, io non mi posso innamorare di uno che non ho mai visto. Allora, vedi, è molto grande in realtà. Quindi non può essere, perché se facciamo 43 e 16 abbiamo avuto l'esatta età di Jasmine, quindi può essere più grande di mia mamma. Quindi, tanto per dirvi ragazzi. Poi un altro messaggio, ragazzi, mi scrive: tuo padre mantenesse i freni di bidoni saldi, è inutile che sia violento oppure che mi faccia delle minacce. Però guardate che mio padre, 43 Fabri, mio padre per 3 mesi è stato minacciato. Quindi chi di voi non avrebbe reagito alla stessa maniera? L'ha fatto papà, lo farebbero tutti. Pure se Avvocatella adesso tu la incominci a insultare, Avvocatella parla a telefono con te, penso che pure Avvocatella, Elena, ma chiunque, grazie, chiunque te le direbbe. Ragazzi, ma io non c'ho una voce da Dio in effetti, dai, io guarda, vi dico una cosa, io i video con la mia voce non li volevo fare perché la mia voce quando l'ascolto non mi piace, la verità. L'ho sempre detto, io perciò mettevo le scritte all'inizio, se vi ricordate io ho iniziato con le scritte perché quando riascoltavo la mia voce, ragazzi, a me non mi piace, la verità, che devo dire, a me è così. Invece ad altre persone piace. Io inizialmente fatto i video con le scritte perché avevo sentito la mia voce. Io così mi sembra a me, Avvocatello, e quindi non mi piaceva dire, fare video con la mia voce. Poi, siccome YouTube ha detto fai metà e metà, quindi un po' li fai così, un po' così, vabbè, ma forse io ho visto su internet che noi stessi quando sentiamo la nostra voce non gli piace mai, quindi è un fattore psicologico, dicono su internet, che se tu ascolti la tua voce non ti piace. Sta proprio su internet sta cosa proprio delle voci. In effetti la voce tua se la riascolti non ti piace, al 100% non ti piace, la vedi strana. E così è successo a me. Io quando ho riascoltato la mia voce ho detto mamma mia, mi pare proprio Paperino, come dice l'avvocatello. Ho detto no, no, non posso mettere questa voce qua, no, c'ho vergogna. Quindi in effetti mettevo le scritte per questo motivo qua. Poi purtroppo per forza maggiore perché YouTube ha detto che dobbiamo fare video, più video con la voce che scritti. Quindi ultimamente sto facendo tipo 3 video scritti e tutto il resto faccio dirette, live proprio. Quindi con la mia voce. No, non è vero. Avvocato, la voce tua l'ho sentita, è normale. Tu sei convinta che sia brutta, ma non è vero. Secondo me, da come l'ho sentita io, no, e a me è normale secondo me. Perciò vedi, se uno ascolta la sua voce non si capisce. Cioè se io mi vado a sentire questo video e sento la mia voce, dico mamma mia, come parlo brutto. Cioè a parte il napoletano, no, però quando sento la mia voce, no, nel video, dico mamma mia, ma proprio stiamo arruinati, faccio, stiamo rovinati. Dico, non potevo avere una voce più tipo quella Piero Angela, so, quella voce che era adatta proprio per fare i video a volte sul paranormale, queste cose qua. Ma purtroppo la voce è questa. Ho provato pure a trovare qualche cosa che potesse cambiare il mio tono di voce per fare tipo Piero Angela, sai quando fai i documentari, quelle voci belle che ti coinvolgono proprio, invece no, mi devo accontentare. Sì, sì, in effetti una sola volta, però vabbè, qui a Madirna è venuto una sola volta. Però alla fine si è presentata come vittima, come ho spiegato a tutti. Poi ha detto che era lei, Alessia Morro, lei ha detto, ha negato addirittura di aver detto questo, ma non sa che io avevo registrato la chiamata, ma non la chiamata
avevo il cellulare in mano col registratore acceso, quindi quando abbiamo avuto quella... No, no, era pomeriggio, era. Quando abbiamo avuto quella chiacchierata, io ho registrato col mio cellulare tutto quello che lei diceva. Poi la signora che abita al piano di sotto stava sentendo la nostra discussione perché stava mia mamma, mio fratello, lei e io. La signora, giustamente, come qua sono tutti curiosi, come dico io, ingiucesse, hanno sentito il mio discorso con questa. Poi questa qui a un certo punto, quando siamo rimasti soli, ha dichiarato di essere lei, Alessio Morro, Alessandro Morro come era. E io ho detto, beh, adesso lo dici, mo che se ne sono andati tutti quanti. O comunque ho detto, o sei tu o non sei tu, a me non mi interessa perché io non voglio relazioni. E me ne sono andato sopra. Qui è finita la storia. L'ho registrata sul cellulare perché avevo il registratore acceso nella tasca. L'ha sentita la signora che abita al primo piano terreno. Quindi in effetti lei ha detto che io devo dimostrare che quegli account sono i suoi, questi qua che puntualmente diciamo lei fa, ma non lo sa che io ho la registrazione di quando lei ha confermato che lei era Alessandro Morro e l'ha detto nella registrazione, si sente tale e quale, e la signora che abita al piano diciamo a pian terreno ha detto che può venire tranquillamente a dichiarare che quel giorno lei stava dietro lì, siccome aveva sentito di parlare, siccome lei abita a pian terreno, ha sentito tutto il discorso. Quindi, a parte la registrazione, ci sta un testimone, una signora che abita a primo piano, a pian terreno proprio, quindi noi stavamo davanti al nostro portone e questa qui abita proprio lì. Quindi lei ha detto che io devo dimostrare che Alessandro Morro non era, lei ha detto che non era lei. E la sua voce poi la giudicherà il giudice, quindi la signora confermerà la stessa cosa quando sarà. Quindi è inutile che dice che l'ha detto lei, solo che non sapeva che io stavo registrando, anche perché quando ho visto da sopra questa signora, io ho detto no, ma fa che lei o non è lei. E allora per precauzione mi sono portato, ho messo acceso il registratore, ho messo il cellulare in tasca e il registratore, tutta la conversazione nostra ha registrato. Ah, se per questo pure a me ieri ha dato un appuntamento, io ho detto vieni al ristorante e non è voluto venire. Poi ha detto che dovevo fare le foto per l'Acropoli per far vedere che io stavo lì. Sarebbe stato bello così sapere dove stavo, no? Però ragazzi, questa è la storia, quindi è una storia che va all'infinito, però non ci possiamo fare niente. Deve andare così. Quindi ragazzi, vi auguro buona serata a tutti. Quindi, come sempre, rimane un mistero pure questo, come il mistero che faccio ogni volta, quindi diciamo sempre è un enigma, dico io. Purtroppo siamo tutti bravi quando stiamo dietro a un cellulare, PC, come un laptop, come lo vogliamo dire, siamo tutti bravi a scrivere queste cose. Poi quando vai di persona non si fanno vedere, quindi che devo fare? Ah Fabrizio, guarda, questo me lo sto pure il giudice, la questura, diciamo, non sanno farsi una ragione, quindi l'unica ragione che stanno cercando di capire è che forse ci sono problemi, quindi perlomeno solo questo è quello che loro deducono. Sì, sì, Fabrizio, sì. Sì, Annabella, guarda, io ti dico una cosa, no? Mio padre, ma io ti parlo, mo ti dico io, 85-86, mandò 7 persone in ospedale, non uno, 7. Ma li fece davvero male male. Mio padre purtroppo all'epoca gli andò bene, si fece 6 mesi di domiciliari.
quindi perché il giudice fu clemente, diciamo. Quindi mio padre non è un santo, come l'ho sempre detto a tutti, ragazzi. Purtroppo nessuno nega mai il passato, non lo posso negare, anche perché io sono una persona sincera, non ho mai detto bugie, mai lo farò perché non mi piace. Non posso dire che mio padre sia stato un santo perché diciamo, non lo è. Ha fatto sempre tutto guai su guai per la famiglia, per far vivere a noi, per farci mangiare, come vogliamo dire, quindi è stato, diciamo, tanti anni sulla strada. Poi fortunatamente papà ha trovato un lavoro per il comune, che ancora lavora al comune di Salerno, e fortunatamente mio padre ha cambiato vita. Lavora al comune, fra poco andrà in pensione pure, quindi sono 30 anni che papà lavora al comune e è andato tutto bene. Quindi le persone, come potete vedere, cambiano perché è giusto così. Fortunatamente papà è andato così e cioè ti dico, quindi però papà non si fa passare la mosca dal naso. Papà è ancora sempre quello di 30 anni fa, pure se è invecchiato, non dà fastidio, ma però se lo danno fastidio, papà ritorna con la mente oltre 30 anni fa, quindi diventa molto molto... è meglio non averci a che fare. Ti posso assicurare che i giovani di 30 anni non ci vogliono avere a che fare, nonostante lui ha il bel doppio, papà è ancora una testa calda, come dico io. Poi io sono altrettanto, quindi pure io sono una testa calda, che pure io ho avuto problemi, che poi sono andato a lavorare, l'ho sempre detto a tutti, quindi non ho detto mai di essere San Giuseppe, però sono cambiato, faccio i video su YouTube, mi diverto a fare queste cose perché mi piacciono a me in prima persona, quindi a parte il canale l'ho aperto perché a me piace i complotti, i misteri, queste cose qua, quindi mi affascinano proprio. Quindi è una cosa che mi piace, quindi lo faccio sia per me, però pure diciamo per gli iscritti. Comunque sono arrivato a 80.000 iscritti quasi, poi sono sceso, sono salito, quindi credo che le mie notizie piacciono comunque a molte persone, quindi spero di arrivare a 100.000 iscritti, anche se ultimamente stanno scendendo un po', forse tutti gli account falsi che sono stati fatti, quindi secondo me también pure también. Vabbè, io già ci visto, quindi che avevo appena una volta. Quindi diciamo che al finale il mio scopo sarebbe di arrivare a 100.000 iscritti per avere la famosa targhetta, quella lì del tasto di YouTube. Quindi però purtroppo sto scendendo invece di salire. Quindi perché sicuramente YouTube aveva detto che molti account erano falsi e che quindi si doveva fare una pulizia di tutti quegli account che secondo loro non erano buoni, e difatti io poi ho perso mi pare 1000 iscritti più o meno, quindi da 80.000 sono passato a 79.000 qualche cosa. Quindi in effetti vorrei arrivare a 100.000 non tanto per i 100.000, ma per vedere quella targhetta col tasto YouTube che ti arriva a casa. Però sai, devo lavorare ancora un po' molto per arrivare a 100.000. La vedo un po' dura, però proviamoci. Lo sfizio di avere quella targhetta bella, quel giorno lì faccio la diretta direttamente con me. Ma non lo so, guarda, allora io ti dico che quando è venuta qui stava con una minigonna, questo ti posso dire, quindi una bella gonna corta, non esageratamente, però una gonna corta, niente, però niente di nudo o coso, no. Io lo sai, mi piace dire la verità, quindi ti posso dire che avevo una gonna corta, tacchi, queste cose qui, sì. Però se devo dire che no, non posso dirlo perché non è vero. Quindi non voglio insinuare mai nulla, quindi come sempre lo sapete, io ci tengo a dire la verità, quindi quello che è vero, quello che non è vero non è vero. Quindi io non... Lei dice che io l'ho calunniata, io ho detto guarda, il fatto che avevo detto che mestiere faceva,
Ma io non l'ho detto io, l'ha detto il suo amico, quindi non è che io l'abbia detto io, non lo sapevo proprio. Quindi io l'ho saputo dal suo amico, quindi se la diffamazione c'è è del suo amico. No, il suo amico aveva detto che era un escort e io gli ho detto io non lo so perché non la conosco. Però siccome tu la conosci bene, hai detto che la conosci perfette e buonanotte, quindi diciamo che lui l'ha detto. Cioè, evidentemente quel numero di cellulare che mi ha chiamato era lei al telefono poi, che questo numero poi era di sto ragazzo. Quindi al finale ho detto per chiamare col cellulare di questo si conoscono bene. No, ma lei ha detto che mi voleva denunciare per diffamazione, ma per me può farlo tranquillamente, non c'è problema. Può fare che cosa vuole, non mi interessa proprio. Ha detto vai in questura, di che il Mecchiotto Giuseppe ti ha diffamato, ha detto che tu sei una escort. Io ho tutte le prove perché io la denuncia che ho fatto, io ho dichiarato testuali parole. Il signor Marco Cognome, proprietario del numero 3, mi ha dichiarato al telefono e anche su WhatsApp che la signora fa questa qua, abita a tale posto, quindi ha detto tutto lui. Ho la prova sia diciamo della chiamata sia su WhatsApp che questo suo amico ce l'ha la questura, non ce l'ho io, a parte che ce l'ho ancora conservato io, quindi la questura l'ha protocollato già oltre un anno fa questo, ragazzi. Quindi non ho detto nulla. Il suo amico ha detto che cosa fa. Io volevo solo informazioni per trovarla, solo questo. Ho detto tu mi devi dire chi è, se no vengo lì ad Agropolo. Sai, ho cercato di intimidirlo facendo così. E lui ha detto questo e questo. La via dove abita non me l'ha voluto dire. Ho detto vabbè, già che mi hai detto questo, già è una cosa. Sì, ma guarda, pure mio zio, Annabella, mio zio, ultimamente è venuto a Salerno perché lui fa il poliziotto e sta alla questura di Milano, però sta in pensione, quindi sta a campagna e è venuto lì perché diciamo, mi ero un po' attaccato con la questura di Salerno, col questore, e quindi è venuto mio zio perché l'ho chiamato io, no? Perché avevo avuto problemi lì. E mio zio, comunque, lui era uno che comandava a Milano. Ha visto tutti i fascicoli e ha detto: ma è normale che mio nipote sta reagendo così. Ha detto: ma ci vi rendete conto che qua stiamo ancora così? Dopo un anno, perché è venuto più o meno 5-6 mesi fa mio zio qua a Salerno. Ha detto: dopo un anno mio nipote ancora viene minacciato. E sa, il questore poi e hanno fatto proprio, diciamo, una bella chiacchierata. Poi alla fine siamo andati via. Quindi diciamo che può andare tranquillamente a fare qualsiasi denuncia vuole. Glielo consento, lo io affermo, vada dove vuole, carabinieri, polizia, questura, dovunque vuole. Anche perché c'è un fascicolo che è infinito. Vabbè ragazzi, basta parlare perché sinceramente diamo troppo peso a sta cosa, veramente è diventato un po' pesante ultimamente. Vi auguro buonanotte, non pensiamoci più. Come sempre ci aggiorniamo domani con le news come sempre. Quindi io per parte mia vedremo come sta. Quindi quando sarà si farà la causa e buonanotte a tutti ragazzi. Sogni a tutti ragazzi, ciao.